Presso la CGIL di Agrigento oggi un incontro per discutere e approfondire tematiche importanti del momento quale reddito di cittadinanza, quota 100, pensione sociale. Ne parliamo con Donatella Massa della segreteria regionale dello SPI. Noi ci apprestiamo a dare risposta ai cittadini per quanto riguarda le misure che sono state predisposte da questa legge di bilancio, che sono il reddito della cittadinanza e quota 100. Le nostre valutazioni politiche le abbiamo espresse ampiamente, siamo favorevoli a qualsiasi forma di intervento che vada nell'ordine di aiutare i più deboli e andare verso la povertà che in questo momento attanaglia il nostro Paese. E per quanto riguarda anche la fuoriuscita dal mondo del lavoro, la quota 100, abbiamo espresso le nostre riserve e i limiti delle misure. Quindi non ci resta che affrontare dal punto di vista al meglio dei servizi e quindi ci stiamo organizzando di come rendere queste misure esigibili dai nostri iscritti e anche non a questo punto. Ecco perché stiamo mettendo in campo una serie di giornate formative dove discuteremo insieme. Quindi noi come sindacato abbiamo sempre tenuto insieme le due attività principali, che sono le tutele individuali, come in questo caso quindi questa serie di misure, che tutto ciò che riguardano le tutele collettive, diritti in generale. Noi siamo reduci dalla manifestazione di Roma, dove i sindacati unitari e Landini soprattutto hanno ribadito l'esigenza di un confronto costante tra il governo e le parti sociali per discutere non solo e approfondire la questione che riguarda le ultime norme emesse dal governo, che seppur noi consideriamo favorevolmente, abbiamo la necessità di manifestare dei dubbi e delle perplessità riguardo ai contenuti. Noi siamo favorevoli sicuramente a tutte le misure che vanno incontro alle classi più deboli, che servono per il contrasto alla povertà. Siamo anche favorevoli a una riforma della legge Fornero, ma consideriamo che né la legge la quota 100 né il reddito di cittadinanza sono completamente esaustive di queste problematiche. Sono quelle misure del governo che noi abbiamo contestato e contestiamo ancora, perché le vorremmo modificare. Abbiamo fatto una grande manifestazione a Roma il 9 marzo, ma tuttavia queste misure esistono e quindi noi abbiamo il dovere di aiutare i lavoratori, i cittadini, quanti hanno bisogno di utilizzarne, di farlo. E quindi noi mettiamo a disposizione le nostre sedi, la nostra competenza, i nostri operatori, quindi la giornata di oggi è un'attività proprio di vero e proprio seminario, a informarli dettagliatamente di che cosa prevedono queste norme e quindi per fare in modo che loro possano trasferire queste conoscenze e queste competenze poi nel territorio e aiutare questi lavoratori.